stamattina siamo venuti a trovare l'amico Giuseppe Boscolo Paolo, il presidente dell'Ortomercato. Amministratore unico, scusa, ormai sono anziano. E qui ci sono sempre novità. Qual è la bella novità di oggi? La bella novità di oggi è che abbiamo voluto, come Consorzio di tutela radicchio di Chioggia, dare continuità a un progetto che è terminato nel triennio precedente, e quindi 2021-2023, un progetto europeo a cui abbiamo aderito attraverso il CSO, il Centro Studi Ortofrutticoli di Ferrara, con capofila il consorzio della pera IGP dell'Emilia Romagna, e aderiamo 3 consorzi veneti, il Radicchio di Chioggia, il Radicchio di Treviso e l'Insalata di Lusia, a questo bel progetto che ci proietta per una presenza forte nei mercati europei. È un progetto che coinvolge 3 paesi europei, Germania, Francia e Italia. Saremo presenti anche con il nostro prodotto in Germania, che è il paese che acquista più prodotti made in Italy, è il mercato più fiorente. È chiaro che in questo momento, dove c'è lockdown parziali o anche generali, vogliamo portare sempre quell'aspetto della speranza che ritorni a ritornare nella normalità. Noi abbiamo bisogno di questo, e questi progetti che ci proiettano a una programmazione per i prossimi 3 anni sono il segno di questa speranza. Complimenti, perché insomma non siete mai fermi, nonostante tutte le difficoltà che ci sono del settore, oltre che la problematica che tutti conosciamo dovuta al Covid, il fatto appunto di essere sempre pronti e prepararsi, direi a pancia a terra, perché siete sempre stati, sono anni e anni che continuate, è sicuramente una cosa assolutamente... Sono progetti che tra l'altro ci impegnano economicamente. Noi, essendo florido, il valore espresso dal radicchio, che tante volte per lunghi periodi lo vendiamo sotto costo, fare un'attività promozionale sarebbe quasi da dire da incoscienti, no? Però noi vogliamo promuovere anche il territorio. Quindi questo progetto, che riguarda 3 annualità, ha un valore per il consorzio di tutela di 240.000 euro, 80.000 euro per ogni anno. Ci sarà un'azione orizzontale e verticale. Quella verticale, noi faremo ogni anno una manifestazione del nostro territorio, perché anche il nostro territorio deve conoscere, deve capire il lavoro che si fa. Noi abbiamo fatto in questi 3 anni, ricordare che sono 10 anni che abbiamo l'IGP, abbiamo fatto dei percorsi cicloturistici che andremo a implementare quest'anno, se le modalità ce lo permetteranno, certo, in questo senso. Certamente. L'anno scorso abbiamo avviato il primo premio del radicchio De Vero, sì, no? Certo. In questo, proprio per dare un segno importante. Quella orizzontale riguarda tutta una serie di pubblicità che alcune aziende che ci affiancano stanno facendo nei blog, coinvolgendo giornalisti in mezza Europa. Abbiamo coinvolto milioni di persone. Dobbiamo lavorare e creare delle condizioni nel nostro territorio perché ci sia un'adesione da parte dei produttori al consorzio IGP e al circuito del CSQA che certifichi questo. Per fare cosa? Perché bisogna dare una identità al nostro prodotto, differenziandosi dal radicchio tondo rosso che proviene da Sud Italia. Forse abbiamo una possibilità di portare ancora reddito alle aziende nostre. Mi sembra che sia l'unica strada. Mi sembra di sì, tutti lo dicono. Aggregare i produttori e differenziare la produzione. Le banane sono tutte quante uguali? No, la Chiquita ha una capacità di promozione diversa e può vendere il suo prodotto, ed è acquistato dal consumatore, premiandolo, anche pagandolo più soldi. Senti,
una domanda che forse spero di non metterti in imbarazzo. Il problema non c'è solo con la produzione del radicchio, ma anche con la pesca, per esempio, perché non c'è un accordo tra i pescatori, quindi a volte si porta tanto prodotto e il prezzo cala. Con il radicchio mi sembra che anche lì siamo ancora distanti da fare una politica di produzione, diciamo, come posso dire, regolata a seconda delle esigenze del mercato. Allora, una domanda che non mi mette in imbarazzo, perché è quella. Prima ho detto aggregazione. L'aggregazione in una OP o in più OP, perché poi una può non essere simpatica, però la governance, diciamo così, territoriale, una regia ci deve vedere coinvolti tutti quanti. Se siamo aggregati in OP, che tra l'altro saremo nel solco delle regole comunitarie, quindi, e i fondi arrivano dalla comunità europea, quindi è inutile fare un'altra cosa e poi lamentarci che non possiamo attingere, no, risorse. Quindi bisogna stare dentro quell'alveo là, sedersi, programmare le produzioni, perché questa oggi stiamo vivendo, ma tutto il settore ortofrutticolo nazionale, Chioggia diciamo in maniera particolare perché siamo molto individualisti, ecco, l'eccesso di individualismo sta portando a creare una condizione pericolosa, perché ormai il sistema mondiale del commercio prevede di essere forti, e allora per essere forti non bisogna correre ognuno per conto proprio. L'unione fa la forza. In questa logica anche eventuali accordi, comunque stiamo parlando col mondo del turismo, col mondo della pesca, cioè anche nella prospettiva di creare un valore territoriale importante, perché questa è la dinamica che ormai cioè vedere l'ortolano, no? Andare con la bicicletta pesante come una volta, basta, è finita, adesso bisogna pensare a altre cose. In tutta questa logica rientra come dire, lo sviluppo del mercato stesso, quindi Chioggia merita un polo agroalimentare, così come era stato indicato. Andrea, ti ha fatto consigliere comunale. Abbiamo fatto. E delibere. Abbiamo fatto. Parlavano di polo agroalimentare. Sì, mi ricordo bene. Chioggia, una città di quasi 50.000 abitanti, credo che meriti un polo agroalimentare. Stiamo lavorando perché entri il consorzio agrario. Stamattina abbiamo lavorato in questo perché abbiamo fatto una convenzione con loro, che ci proietta ad avere degli operatori all'interno del mercato che vanno verso la direzione appunto del polo agroalimentare, quindi logistica, servizi e anche ovviamente la produzione. Là bisogna fare quel ragionamento di aggregazione per portare la possibilità di avere reddito. Bisogna farti i complimenti perché tu di questa battaglia sei da una vita che ci stai combattendo dietro e i risultati insomma ci sono, non si può dire non ci siano. Bisogna anche vincere la battaglia, quindi vincere la guerra. Quindi le battaglie finali si stai vincendo, adesso bisogna anche vincere la guerra finale. Sono arrivato a un'età che mi piacerebbe che si realizzasse qualcosa di importante. Bene.